Il 2022 doveva essere l'anno della ripresa per le piccole e medie imprese artigiane del Padovano, ma nel primo quadrimestre i dati rilevati dalla CNA mostrano un trend segnato dall'incertezza. Nelle 134 imprese monitorate, il caro energia e l'aumento dei costi delle materie prime ha frenato la crescita del fatturato. Circa il 50% delle aziende aveva previsto una crescita importante, superiore anche al 30%, e appunto una buona parte di queste ha rivisto un po' al ribasso queste dinamiche. Il 58% delle aziende registra un fatturato in crescita, ma i prezzi dell'energia incidono per il 22% sui costi aziendali. I settori che più risentono di questo rallentamento della ripresa sono il manifatturiero, con la moda, il tessile e l'alimentare, crescita stabile per il metalmeccanico. Noi come associazione siamo riusciti, proprio in tempi non sospetti, a creare il nostro consorzio APE, per cui le aziende associate al nostro consorzio energia sono riuscite a sfruttare questa opportunità avendo il prezzo calmierato bloccato, e questo permette alle nostre aziende di riuscire a fare una programmazione sui costi dell'aumento dell'energia e magari utilizzando quelle macchine nuove, Industria 4.0, o eventualmente anche a farsi qualche impianto fotovoltaico sopra i tetti, proprio per cercare di sfruttare quell'energia che oggi purtroppo costa molto. Regge l'Export, nota positiva per l'economia del territorio. Questa situazione viene un po' minata dal recente conflitto in Ucraina, che naturalmente somma la tragedia umana a un irrigidimento di tutti i canali legati all'export. Per cui è necessario che le imprese vengano sostenute e accompagnate in questo loro importante viaggio verso l'estero. La ricerca del personale, secondo l'indagine della CNA, invece si conferma un tema delicato. Se il 97% delle imprese manterrà o aumenterà il personale in forza, il 60% delle aziende invece ha difficoltà a reperire lavoratori specializzati.